Quando viene la stagione a Scannasciumma, a Calim scarfe e case, e vicole, ma pure il capo di tanta gente. S'arrapano le finestre che sono state chiuse per tanti mesi. Perché? Perché tornano i figli che studiano a Roma, tornano i frati che faticano a Milano, famiglie sane che tornano dalla Germania. Tutta scannacciumma, a sera si regna vita, quanta gente cammina per la via. O che poi, devo dire, ha organizzato pure i concertini in piazza, ma si vedono un sacco di facce nuove per tutte e via. Ciro e Ovidio, per un momento stanno insieme, sì, ma non si sa quando si sposeranno. Ma tanto, è questione che loro si riposano. Teresa e Sonia, e i due parrucchieri, si incontrano la sera e si salutano. Don Reginaldo sta surando tutte le toniche catene. Oh, non si spoglia, eh? Lui dice, no, ma io non mi posso spogliare perché io la tengo per devozione. E vabbè. O tuttora piglia la vena. Si lamenta sempre che c'è sta la fila annanzi a guardia medica. E il comandante delle guardie e delle vigili sta sempre attento al rispetto delle ordinanze. L'onorevole Vient, saglia a sotto fino in coppa e arrefresca tutte le bicchierelle che stanno assettate che segge paglia annanzi ai portoncina. Pure concetto, oh ma va ricordato il concetto? Oh, pure esse supporta le creature quando giocano a pallone in mezzo alla via. Petramente, o lunare con un curtullaccio sta dagli NFL, o chi l'ha messa, i tavolini che segge proprio fuori la bottega sushi. E creature hanno fornuto a scuola, o stanno chine e frenesia, perché hanno aiutato a giocare che compagniella. Quanto è bella la stagione a Scannacciumma. O cielo è chine stelle, e la luna si affaccia per accompagnare l'amore che sta nascendo per Vica e Vacariella. Vabbè, a questo punto che va a dicere? Ci vedremo a settembre? Sì, si può dire.